Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. In apertura il coronavirus con i numeri di oggi, contagi ancora in crescita nella nostra regione perché a fronte di 3.214 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 369 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'11,48%. Sono inoltre 444 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 29 casi, 6,53% di positività. I decessi registrati sono 17, dei quali nessuno nel Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive sono 70, mentre quelli in altri reparti risultano essere 532. Numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Intanto oggi è arrivata la decisione della sospensione del vaccino AstraZeneca in Italia, Francia e Germania, in attesa di approfondimenti circa alcune morti sospette in seguito alle dosi inoculate. Primo giorno di zona rossa oggi a Pordenone, siamo andati a sentire le voci delle poche persone che c'erano in centro. Molti di loro sperano che questi siano gli ultimi sacrifici richiesti e chiedono una veloce vaccinazione per tutti, ma c'è anche chi sottolinea come il Friuli occidentale non meritasse la zona rossa. La zona rossa a Pordenone fa discutere, in primis per i numeri che la pongono tra le aree a più basso tasso di contagio del nord-est, con 156 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, a fronte dei 250 come soglia critica. E così, in una città semideserta, c'è chi pone la questione. Tutti si ha paura di questo virus, ma qua a Pordenone non è quel proprio rosso, che si poteva tenere aperto. Perché mi mettono i panni anche di questi esercenti che non hanno un po' di guadagno, sono veramente a terra. E ancora anche a Pasqua che dovevano fare qualche affare, ma proprio Pordenone non aveva bisogno di essere chiuso. Per altri bisogna adeguarsi sperando che le limitazioni durino il meno possibile. Io non sono virologo, sono un ristoratore e devo accettare quello che dicono. Sì, noi pensiamo che sarebbe ingiusto, però se è così vuol dire che deve essere così. E così c'è chi approfitta per portare a spasso il cane e chi si concede un caffè da asporto incrociando le dita per il lavoro. Sì, si riesce a bere un caffè giusto camminando, nella solitudine perché non c'è quasi nessuno in giro. Lavoro non ce n'è, possibilmente sarebbe anche facile lavorare perché io lavoro lì all'Hotel Moderno, ma purtroppo è proibito, non ci sono clienti, quindi siamo tutti in cassa integrazione e speriamo che il tempo migliori le cose, speriamo. La speranza ha un nome per tutti, vaccino, ma con tempi rapidi. Speriamo che passi prima possibile, perché la soluzione è proprio vaccinarsi il più possibile, vaccinare tutti, altrimenti non se ne esce, secondo me. Una rossa necessaria, come è necessaria una riorganizzazione delle vaccinazioni, perché fino adesso diciamo che la nostra regione è andata abbastanza bene, però se non arrivano i vaccini, una volta che si riapre c'è sempre questo rischio. E con l'entrata in vigore della zona rossa, serrande abbassate anche per i parrucchieri, una categoria che in precedenza aveva sempre potuto lavorare e non si aspettava questo stop. Con l'ingresso in zona rossa si sono abbassate anche le serrande dei parrucchieri, che in precedenza avevano sempre potuto lavorare anche nelle aree interessate dalle maggiori restrizioni. La scorsa settimana è stata una corsa all'ultima messa in piega o alla sistemata ai capelli, poi con domenica, per chi ha lavorato sfruttando la deroga, è calato il sipario. Purtroppo dopo 369 giorni anche questo momento ci chiudono l'attività e non è stato risolto niente praticamente. Siamo di nuovo da capo. Con ristori, con i codici Ateco ci hanno dato solo un anno fa i 600 euro e in 2 tranche e per adesso non si sa ancora. Io lavoro e porto a casa uno stipendio, ma solo io lavoro perché mia moglie fa la casalinga e quindi è un problema grosso. Affitti, le spese condominiali, le bollette, tutto rimane come prima. Quindi lo Stato in questo momento secondo me non c'è. Una situazione complicata per la categoria che pure ha sempre garantito il massimo della sicurezza ai clienti. Mascherine, dispositivi, le distanze di sicurezza, al posto di fare 30 clienti ne fai 15, cerchi insomma di essere il più bravo possibile a cercare di mantenere le distanze eppure anche
niente, no, tutto questo è inutile. Un cliente alla volta, ogni 40 minuti, pur di mantenere le giuste misure, eppure non è servito a niente. Una notizia di cronaca: i carabinieri di Fontana Fredda hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 44enne di Chioggia senza fissa dimora con segnalazioni di polizia, il quale lo scorso 10 marzo aveva rubato la bicicletta di un 12enne in stazione a Pordenone e con questa era salito sul treno per scendere a Fontana Fredda, dove è stato fermato dagli uomini dell'Arma su segnalazione della Polfer. Il pregiudicato, sottoposto a perquisizione, è risultato in possesso di alcune siringhe e filtrini con residui di eroina, tutti sequestrati. L'uomo è stato anche segnalato alla prefettura di Venezia quale assuntore di stupefacenti e sanzionato per violazione delle norme anti-Covid. La mountain bike è stata riconsegnata al ragazzino. Cambiamo argomento: sta per concretizzarsi il collegamento ferroviario tra Trieste e Pordenone che collegherà l'Interporto del Friuli Occidentale al porto del capoluogo della regione. I primi treni sono attesi per aprile. La realizzazione del collegamento ferroviario con lo shuttle Trieste-Pordenone sta entrando nel vivo, dopo l'accordo firmato dall'autorità portuale di Trieste, Interporto Pordenone e Confindustria Alto Adriatico a metà gennaio. In questi giorni si stanno gettando le basi del collegamento navetta tra Trieste, principale porto della regione e nazionale, e l'Interporto di Pordenone, quale nuovo asset infrastrutturale che permette, ora e nel prossimo futuro, di agevolare lo scambio di merci e promuovere il Made in Italy. La priorità di concretizzare la relazione Trieste-Pordenone ha fatto in modo di sollecitare tutti gli stakeholder della filiera e in particolare le linee marittime nel dare riscontro e collaborare nell'implementazione di questo progetto fortemente sostenuto dalla regione. Il primo treno sarà in partenza in aprile. In tal senso l'Interporto di Pordenone si candida a diventare un vero nodo intermodale attraverso collegamenti con l'area continentale europea, con i porti del nord Europa e del Tirreno, in particolare Genova Voltri e La Spezia. In occasione della giornata del fiocchetto lilla, da San Vito al Tagliamento arriva un appello affinché venga reso operativo nel Pordenonese il centro diurno per i disturbi alimentari, rimasto al palo da anni. Attivare al più presto il centro diurno per disturbi alimentari a servizio del Pordenonese. Questo l'appello lanciato all'azienda sanitaria in occasione della giornata del fiocchetto lilla. A farsi portavoce Antonio Di Bisceglie, sindaco di San Vito al Tagliamento, dove è sorto il primo centro del Friuli Venezia Giulia e uno dei primi in Italia per curare i disturbi alimentari. Gli spazi sono stati individuati nella pediatria dell'ospedale di Pordenone, ma tutto è ancora bloccato. Il centro diurno, annunciato da molti anni, almeno da 3 anni, non è ancora stato attivato. È importantissimo che il centro diurno venga realizzato proprio per fare in modo che ci possa essere una completezza di cura di queste patologie. Nell'incontro, in sinergia con Adao Friuli, l'associazione disturbi alimentari e obesità, si è riscontrato come a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia si stanno registrando un aumento dei casi di circa il 30%, soprattutto tra giovani e giovanissimi. L'anoressia è inoltre la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali nella fascia d'età dai 12 ai 18 anni. Da un disturbo del comportamento alimentare si può e si deve guarire, grazie anche alla sensibilizzazione, alla formazione, all'educazione della popolazione. Non c'è più tempo da sprecare, sottolinea anche il dottor Gianluca Luxardi, uno dei padri del centro di San Vito. Dare un luogo di cura di riferimento per il Friuli occidentale, come già avviene a Udine e Monfalcone, non è più rinviabile. È stata inaugurata recentemente, prima dell'ingresso delle nuove restrizioni, a San Martino al Tagliamento la società Consilia, alla presenza dei soci Matteo Vallavanti, Dario Franceschina, Valentina Pastorelli e Luca Sabino. Presenti anche il sindaco Francesco Del Bianco, il parroco e il consigliere regionale Tiziano Centis. Siamo una nuova realtà che ha scelto di ancorarsi in un piccolo comune per sviluppare un'attività di servizi di consulenza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno spiegato i soci. Una realtà che è stata accolta positivamente, soprattutto in un periodo delicato come questo, da tutta l'amministrazione comunale di San Martino al Tagliamento.
Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Pordenone comunica che nel corso degli ultimi controlli è stato riscontrato un ulteriore caso di positività al Covid-19 in un membro del gruppo squadra. Lo stesso, seguito ora dall'ASL di competenza, è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni. Intanto è già tempo di tornare in campo. I neroverdi domani alle 19 affronteranno in trasferta la capolista Empoli. Sentiamo le parole di mister Tesser. Non ci dobbiamo piangere addosso, dobbiamo andare domani a trovare la capolista, una squadra che merita di essere davanti per il calcio che esprime, per le qualità individuali che hanno, e andare a fare la nostra partita con fiducia e con umiltà, ma consapevoli però anche delle nostre possibilità. E dobbiamo credere in noi stessi, dobbiamo avere quell'autostima giusta, quella che ci fa fare la prestazione, di avere una concentrazione grandissima, di avere più determinazione in tutto quello che andiamo a fare dell'avversario, perché dobbiamo dare veramente il meglio di noi individualmente e messo a disposizione della squadra. Quindi veramente su una questione proprio di autostima e di massima concentrazione, perché se partiamo con teste basse o se partiamo impauriti, allora dopo si va a complicare subito tutto, proprio per la qualità importante dell'avversario. Chiaro che un paio di situazioni di qualche giocatore che non sta benissimo sarà valutata anche in funzione di non rischiare poi per la partita dopo, perché abbiamo 3-4 situazioni da verificare e un paio saranno proprio decise domani prima della partita. Quindi è un momento, come dicevo all'inizio, particolare, difficile, e dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile in campo e molto poco anche fuori dal campo. E di calcio e di sport si continuerà a parlare dopo il nostro telegiornale con Bianconero XXL condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. L'edizione del nostro telegiornale ritorna invece domani alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.